Nome e cognome? Valentina Bonora. A posto? Ok, siamo qui riuniti con la quinta BGP. Oggi hanno avuto un'esperienza nello studio di Rete Veneta. Gli studenti della quinta B dell'Istituto Professionale Rosselli di Castelfranco armati di block notice, penna e telecamera per prendere appunti di giornalismo durante la visita presso la nostra emittente. I ragazzi hanno imparato come nasce la notizia, da quali fonti attingerla, come si realizza un servizio OTG, a cominciare dall'inquadratura, fotografia, montaggio. Con un'esperienza operativa come è stata quella di questa mattinata qui a Rete Veneta è sicuramente molto più produttivo perché radica tanti discorsi teorici in esperienze effettive, costruttive. Progetto promosso dalla provincia di Treviso che ha portato i ragazzi ad avere un contatto diretto con il mondo dell'informazione partendo dal cuore della notizia, come pagina del progetto Carta di Treviso. Carta di Treviso rappresenta sempre più, in collaborazione anche con Rete Veneta, un importante momento di comunicazione, di educazione nei confronti dei ragazzi. Noi siamo ben lieti e orgogliosi di essere gli artefici di questo grande successo che è Carta di Treviso. I ragazzi hanno voluto capire i media carpendo ogni aspetto della comunicazione. In questo momento hanno percepito anche il valore, proprio il costo della produzione, quanto incide nel poter intervenire con gli spot in una rete televisiva. A cominciare da una prova di lettura ATG. Inferno in A4, 2 morti e decine di feriti. Per poi cimentarsi nella diretta passando al banco regia della messa in onda. La Giulia ha detto giornalista per sempre. E si sa, l'emozione è sempre il bello della diretta. La quinta BGP inoltre sta lavorando, contribuendo con un progetto appunto nella creazione di un telegiornale vero e proprio